Il futuro dell'imprenditoria veneta al centro di un incontro, l'ultimo di una lunga serie, nell'anno di Padova, Treviso, Venezia e Rovigo, capitale della cultura d'impresa 2022. Nella splendida cornice di Palazzo della Ragione a Padova, i presidenti di Assindustria Veneto Centro e Confindustria Venezia e Rovigo, assieme ai presidenti delle Camere di Commercio di Padova e Venezia e Rovigo, si sono confrontati sui fattori di crescita che hanno contraddistinto il nostro territorio, ma anche sui mutamenti necessari ad affrontare le nuove sfide. Al centro la cultura d'impresa, al centro la cultura del fare, il mix che viene dall'impresa, il mix che viene dalla cultura in cui il nostro territorio è così ricco. 173 appuntamenti, più di 20.000 partecipazioni, questo ha fatto in modo di mettere in risalto quello che è secondo noi il plus che viene a questo territorio, cioè la vera cultura del fare, che sarà anche la chiave di lettura e la chiave a nostro modo vincente per affrontare le sfide future che saranno tante e saranno purtroppo ancora segnate da diverse problematiche. Durante la crisi del 2008 gli imprenditori sono buttati sull'internazionalizzazione, col Covid invece sono buttati sulla digitalizzazione, sulla crescita, su nuovi modelli di business, eccetera. Io sono convinto che anche con questa ennesima difficoltà che noi stiamo vivendo si troverà un nuovo modo di ritrovarci per sostenere la nostra economia e farla risalire. Il Paese è in grande difficoltà, ma la forza imprenditoriale ha dimostrato di sapersi rimboccare le maniche. Il modello di imprese delle 4 province venete ha prodotto ricchezza per oltre 86 miliardi, il 58,2% del valore aggiunto regionale, oltre 32 miliardi di export e ha registrato un aumento della produzione nei primi 6 mesi del 2022. Noi dobbiamo lavorare, fare proposte, c'è un problema energetico. Vogliamo affrontare il problema energetico in maniera costruttiva, non vogliamo parlare soltanto dell'emergenza, perché se no, se data l'emergenza, poi alla fine ci portiamo dietro dei problemi che comunque creeranno un freno. Stiamo vedendo in 2 anni come è cambiato il nostro mondo, prima con la pandemia, poi con la post pandemia, adesso con la guerra, con i rincari della materia prima, con i noli che hanno frenato l'esportazione. Dobbiamo pianificare dal punto di vista industriale questo Paese. In un contesto geopolitico, economico e sociale molto complesso, il tessuto industriale veneto è comunque chiamato ad esercitare un ruolo da leader del cambiamento, nel segno della trasformazione digitale e della transizione energetica. L'Unione Europea si è data come obiettivo di diventare il primo continente green, quindi il primo continente che riesce a essere impatto zero. Devo dire che è una grandissima sfida, con gli strumenti che abbiamo oggi sicuramente non siamo ancora in grado di farlo, però come dire, stiamo scaldando i motori e sicuramente siamo lungo questo percorso, perché poi la transizione è un percorso.